Ciao ragazzi, la storia e l'AI, ovvero l'intelligenza artificiale, possono stare insieme o sembra una contraddizione in termini, oltre che materiale? No, è come se possono coesistere. Anzi, per molti versi, la seconda, ovvero l'AI, l'intelligenza artificiale, può diventare uno specchio, virtuale per carità, ma molto esplicativo della prima. E oggi a questo proposito vi faccio conoscere l'esperienza di un giovane professore di diritto, Davide Peccantini, che ha da sempre una grande passione per il racconto della storia di Verona, un racconto che si basa innanzitutto su un'approfondita ricerca fotografica e documentale, poi con incontri con il pubblico, con varie tipologie di pubblico, dai più grandi ai più piccoli, con numerose pubblicazioni, praticamente una all'anno, e recentemente ora con questa nuova frontiera, quella dell'AI, che ha deciso di sperimentare e di provare. I video che avete visto e che vedrete in questo servizio sono realizzati proprio con questa tecnica elaborata grazie all'intelligenza artificiale. E si tratta, secondo me, di una forma di comunicazione culturale molto accattivante, coinvolgente e soprattutto in grado di dare dei risultati veramente importanti, sia in termini di visualizzazioni, ma prima ancora in termini di apprezzamento, che è la cosa più importante. E oggi lo voglio incontrare per un caffè. Oh, ma sai che sembra proprio di essere io, o meno nell'epoca che stai rappresentando. Ma il bello dell'intelligenza artificiale per uno storico è quello che aiuta di prendere documentazione storica, tipo la fotografica, o anche ricreare un luogo di Verona che non c'è più, impostare in proprio un comando e far rivivere una città che non c'è più, che è proprio cambiata. Ma materialmente come fai? Chi è che ti ha dato lo spunto anche tecnico? Allora, io visto che c'è una sorta di rete social tra storici, allora io seguo dei storici tedeschi che praticamente cosa hanno fatto? Hanno rimesso in vita delle foto della loro città, quindi ho detto, proviamo a studiarci l'intelligenza artificiale, studiamoci che prompt di comando utilizzare, e quindi tra ChatGPT, tra un altro programma di intelligenza artificiale che è Kling AI, o anche altri insomma che fanno video. Per questi video scegli un periodo ben preciso? Ma va un attimo un po' a fantasia, cioè io quando ho il mio database di fotografie devo avere un attimo un'intuizione, cioè io vedo una foto, dico dai, aspetta che la creo, oppure proviamo a fare quel quartiere lì, per esempio non so, il tramway in via Mameli, che c'è il tramway per Avesa, il tram per Caprino, ho detto proviamo a metterla e vediamo gli utenti cosa dicono. Ti diverti però? Mamma mia, sì che mi diverto, sì, è una passione, un hobby. Come dicevo all'inizio, la sperimentazione attraverso l'intelligenza artificiale è stato soltanto l'ultimo tassello di un percorso che in realtà iniziò circa una dozzina di anni fa, quando Davide, insieme ad alcuni amici, fondò Quartiere Attivo, un'associazione che si prefiggeva e si prefigge tuttora di raccontare la storia dei quartieri di Verona e di riflesso quindi anche la storia della città. Quando l'ho conosciuto, questa sua attività era ancora agli albori, ma già allora mi aveva colpito non tanto l'attività, e non soltanto l'attività, ma soprattutto l'entusiasmo che lui e i suoi amici ci mettevano. Un entusiasmo coinvolgente, appassionato, animato da uno spirito curioso di giovani che volevano capire perché il luogo in cui vivevano avesse quelle sembianze, quelle caratteristiche e anche quei riti. E quindi il lavoro che hanno fatto adesso si riversa nell'intelligenza artificiale, ma in realtà è portatore di considerazioni che vanno ben oltre l'aspetto puramente tecnologico. Da dove nasce questa idea, questa passione per raccontare la storia di Verona anche attraverso i quartieri? Allora bisogna partire. Allora, io ho studiato giurisprudenza alla magistrale, mi sono laureato nel 2010, poi scienze storiche nel 2012, è finita la laurea magistrale in storia, periodo un po' particolare perché non riuscivo a trovare un lavoro, quindi in quel periodo di vita ho detto provo a fare un bando europeo, che è il progetto Leonardo, che adesso è inserito all'interno dell'Erasmus Plus, e mi ha permesso di stare a Berlino per 6 mesi in cui facevo un tirocinio presso un ufficio del patronato Will, quindi aiutavo pratiche assistenziali ai lavoratori italiani che lavoravano in Germania, e nel tempo libero ho conosciuto dei ragazzi che facevano valorizzazione della storia dei quartieri, avevano delle start-up sociali, e quindi loro, ma proprio per caso, erano sotto l'appartamento mio, cioè proprio questo ufficetto, e ho detto ma cos'è questo ufficetto? C'è una roba per turisti? Invece no, organizzavano la caccia al tesoro per i bambini da scuola elementare dietro a conoscere il quartiere, organizzavano le visite culturali sul quartiere, facevano la ricerca storica, quindi io stato lì, li ho conosciuti. Tu hai mutuato quel modello? L'ho veronesizzato, ho detto
serve la base di fondare un'associazione, quindi sono tornato, ho fatto dei corsi su come fondare un'associazione, ho coinvolto i miei amici, abbiamo progettato i progetti di storia di quartieri nelle scuole e dal 2014 a oggi 10.000 studenti sono stati coinvolti. Mamma mia, complimenti, è tantissimo. Sono tanti, sì, ma proprio tutta la città è stata, cioè, coinvolta, poi collaborazioni con le associazioni del territorio, andare nella provincia a fare progetti di educazione civica del tipo la Costituzione in classe. Certo. Cioè, è nata una cosa che non pensavo, cioè, io pensavo inizialmente, solo nel mio quartiere, Borgo Milano, valorizziamolo. E invece esploso. Si è espansa. Esatto. È molto bella questa cosa. Quello che fai è un po' non so se è una caccia o una ricerca di veronesità. Allora, cercare qualcosa che è scomparso ma che è nel DNA dei veronesi. Soprattutto quando faccio la ricerca della storia dei quartieri, io cerco tutta la documentazione, le testimonianze, ma poi si trova sempre qualcosa che è nel DNA dei veronesi, proprio degli abitanti del quartiere, del tipo la socialità o anche semplicemente i modi di dire o anche il comportamento, ecco il DNA acquisito all'interno della popolazione. Quindi non sono solo cambiamenti strutturali. No, anche cambiamenti sociali, che sono rimasti ma che non sembra che non ci siano. Cioè è una cosa, diciamo, doppia faccia, diciamo. Cioè. E che cosa dice questa veronesità? Cioè tu che hai percorso la storia dei quartieri, hai valutato anche i cambiamenti sociali che sono avvenuti. Che idea ti sei fatto dell'evoluzione anche di questa veronesità, della socialità che c'è? Ma guarda, l'idea che mi sono fatto è che intanto già c'è una trasmissione dei valori del territorio, dell'appartenenza al quartiere in famiglia. Cioè quando vado nelle scuole i bambini, io sono di Avesa. Io sono di Borgo Trento. C'è un orgoglio. C'è un orgoglio, esatto. Poi si passa a quello di essere orgogliosi di Verona. Però anche i modi di fare, i modi di dire, i modi come comportarsi. È veronese, però nei quartieri è proprio diverso. È diverso ancora. Sì. Quello che più mi piace dell'attività di Davide è questa sua straordinaria capacità di fare cultura in maniera fresca, coinvolgente, anche simpatica. E sapete perché? Perché il primo elemento che veramente tocchi con mano è la sua grande passione, che è una passione, se vogliamo, anche un po' insolita, sia per la particolarissima tipologia di argomenti che lui tratta, ma anche, possiamo dirlo, per la sua età. Perché non sono tanti i quarantenni, oggi lui è quarantenne, che appunto alla sua età si mettono a fare un'attività di questo tipo, che lui iniziò quando ancora era all'università. È laureato in giurisprudenza e in scienze storiche e insegna all'Istituto Seghetti qui di Verona. E chissà se questa sua passione è coinvolgente nei confronti dei giovani. Tu insegni, sì. Sei spesso a contatto con i giovani. I giovani, secondo te, ce l'hanno, la sentono questo richiamo alle radici, alle origini? Allora, ce l'hanno ma non lo dimostrano. Però se poi glielo tiri fuori, ecco che sì. cominciano a partire. Se mi viene in mente qualcuno, non so, abita allo stadio, sta lì tranquillo, io dove sei dello stadio? Dello stadio, allora poi butti dentro qualcosa di caratteristico dello stadio e lui parte. Lui parte. Sì. Tu hai fondato Quartiere Attivo, che cos'è? Quartiere Attivo è un'associazione di promozione sociale nata nel 2014, adesso è un ente del terzo settore iscritta nel registro nazionale, quindi è proprio un'associazione strutturata con la sua solidità, diciamo, burocratica. Esiste all'interno dei social, dei canali social, Facebook, che attualmente ha sui 9.000, quasi 10.000 follower, e su Instagram Quartiere Attivo ETS, e lì costantemente viene aggiornata la pagina con video, storie e iniziative.